All'istituto Canova si può scegliere l'opzione geometri oppure l'opzione artistico. L'alternanza scuola-lavoro è molto importante, infatti è molto sentita dalla scuola e sono anche molte le attività extrascolastiche. Quali sono gli indirizzi di studio del Canova? Allora, gli indirizzi di studio sono l'ex istituto per geometria che si chiama CAT, Costruzione Ambiente e Territorio, con articolazione di geotecnica, e poi abbiamo il liceo artistico con 3 indirizzi che riguardano l'architettura e l'ambiente, poi abbiamo il multimediale e abbiamo l'indirizzo grafico, liceo grafico, più oltre ai corsi serali, sia dell'artistico che del tecnico. Sono molti progetti extrascolastici, lei tiene particolarmente anche al gemellaggio con le scuole di Portogallo e Istria. Sì, abbiamo un progetto di internazionalizzazione della scuola dove è prevista un'attività, se già in fase avanzata, di scambio culturale, ma anche di vari contenuti molto interessanti con il Portogallo, quindi una scuola di Porto e una scuola di Albona dell'Istria. C'è un professore che sta curando, è il nostro responsabile, il professor Nassi, e stiamo curando questo aspetto, ci sta dando grande soddisfazione. Oltre ad altri progetti legati alla cittadinanza che veramente ci stanno dando delle ottime opportunità di sviluppo delle attività della scuola, insomma. Un occhio di riguardo all'alternanza scuola-lavoro. Alternanza scuola-lavoro è il grande tema che ha portato la legge 107 sulla buona scuola, che sta mettendo in atto nella scuola una grande rivoluzione, quindi si stanno facendo delle cose, io credo, molto interessanti. Questa è un'opportunità, un segmento formativo che credo possa dare delle grandi soddisfazioni se ben seguito, ben fatto comprendere nella reale portata dello sviluppo delle competenze che comunque i ragazzi devono maturare, quindi penso che avremo nei prossimi tempi delle ottime opportunità. Bisogna seguirle bene e ci siamo attrezzati per questo.